Intelligente, arguta, bella, creativa e amante della cultura e dell'arte, una grande perdita per la città ci ha lasciato Giuseppe Reca. Conosciuta e stimata attrice già negli anni '60, con la partecipazione al cabaret del Municipio, fu anche imprenditrice e con un passato di militanza politica nell'allora DS. Una strada, quella della politica, che abbandonò presto per divergenze sulle idee e i processi con i quali il partito si muoveva. Una donna lungimirante che seppe immediatamente trovare altre possibilità di esprimere il proprio genio creativo e le sue mille capacità di esserlo. Fu un'abile e piacevole conversatrice. Il dialogo con Giusy era sempre, per chiunque, una fonte di crescita culturale. Fondò la prima ludoteca ad Agrigento, dedicandosi all'educazione e alla formazione culturale dei piccolissimi. Era certa che la conoscenza avrebbe salvato questo mondo e cominciò dai più piccoli. Ha rivestito tanti importanti ruoli sociali, fu anche presidente del Sor Optimist di Agrigento e fine attrice con apprezzate e riconosciute capacità di recitazione. Scrittrice con un grande impegno verso le tematiche femminili, ricordiamo il suo libro Cartoline colorate, che fece da base ad una pièce teatrale redatto in collaborazione con Anna Maria Tedesco. Fece parte della Unità Cultura della nostra emittente, curando per diversi anni insieme a Gaspare Agnello la rubrica Un libro per amico. Lascia un grande vuoto tra quanti la conobbero. Al marito, Ninni Monteleone, agli amati figli e alla famiglia giungano le più sentite condoglianze della nostra emittente. Continuiamo questo nostro itinerario con Giuseppe Reca, animatrice di questa iniziativa, ecco, la vediamo anche alle prese con un antico carretto, insomma. Si chiama Carrozzuni veramente, infatti io grazie anche all'assessore Navato che mi ha invitato, presenterò ai bambini questo giocattolo che credo sia sconosciuto ai più perché è qualcosa con cui però noi giocavamo, alcuni di noi giocavano, anche proprio nelle strade di questo centro storico che è stato attraversato anche da questi giovani. È importantissimo anche in questo caso ricostruire un filo della memoria che parta proprio dal momento in cui i giocattoli, i bambini se li costruivano con le azioni delle mani e poi ci giocavano, facevano le squadre, con Carrozzuni ci correvano e stasera racconteremo anche una piccola storia che è tratta dal libro che abbiamo scritto insieme ad Anna Maria Tedesco, Toli Toli. Io credo che questo possa servire non per demonizzare le nuove tecnologie che sono importanti e bisogna che continuino ad andare avanti, ma soprattutto proprio per cercare di capire loro, i bambini, da dove veniamo. Questi ragazzi devono capire da dove veniamo per poter anche costruire un mondo migliore.